La foto del lieto fine con tutti i protagonisti della vicenda che poteva invece avere un esito drammatico in via Firenze ad Altavilla Vicentina. Protagonista è il bimbo di circa un anno che per una serie di circostanze sfortunate era rimasto intrappolato nell'auto dei genitori sotto il sole rovente. La nonna con cui viaggiava il piccolo, dopo aver parcheggiato il mezzo, stava per far scendere il nipotino a cui aveva lasciato il telecomando della vettura. Il bimbo, dopo aver premuto alcuni tasti e inserito il blocco delle serrature, aveva fatto cadere sul pianale il telecomando, rendendo di fatto impossibile l'apertura del mezzo. Immediato è scattato l'allarme e provvidenziale la presenza di una gazzella dei carabinieri di Brendola che si trovava nelle immediate vicinanze. I due militari dell'equipaggio, in attesa dell'arrivo dei pompieri con l'attrezzatura adeguata, hanno fatto tutto il possibile per tentare di arieggiare il veicolo, pronti a spaccare il lunotto in caso di segni evidenti di malore del piccolo. La fessura nel finestrino, provocata dagli uomini dell'Arma, è stata infatti provvidenziale per i vigili del fuoco che hanno immediatamente sbloccato la portiera, salvando la vita al piccolo, che è stato infine affidato all'abbraccio dei genitori, comprensibilmente scossi per l'accaduto, ma riconoscenti ai militari per l'assistenza ricevuta che ha permesso il lieto fine della vicenda.